Tornano a correre i tapis roulant, si riaccendono le luci nelle palestre. È il giorno della riapertura, dopo un lungo stop durato quasi 3 stagioni. Porte aperte quindi, ma con protocolli governativi. Per i gestori, innanzitutto, è obbligatorio predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno dei vari ambienti, come le sale e gli spogliatoi. Poi la prenotazione e l'autocertificazione, temperatura misurata all'ingresso, igienizzazione, distanziamento tra i clienti e obbligo di mascherina, tutte regole che abbiamo imparato a conoscere in questi lunghi mesi della pandemia. Chi si allena poi dovrà disinfettare gli attrezzi dopo averli usati. I padovani sono dunque tornati dopo lunghi mesi chiusi in casa, dove l'esercizio fisico è difficile se non impossibile. Sinceramente sono molto contento, anche perché fisicamente ne avevo bisogno perché ho un problema al ginocchio, quindi non vedevo l'ora. Non mi sono allenato, assolutamente, perché purtroppo tutto chiuso, ho poco tempo, disponibilità solo in pausa pranzo, quindi non si riusciva a fare niente. Insomma, dopo tanto tempo ci mancava. Sicuramente è migliore che non a casa, sicuramente.